sentirvi parte di un sistema. È una testimonianza di legalità in un comune, Castrofilippo, peraltro sciolto per accertate infiltrazioni criminali. Ebbene, la presenza del prefetto, massimo rappresentante dello Stato in provincia, è testimonianza della presenza e della partecipazione dello Stato. Contro disagio e volontà di riscatto, ecco il messaggio di incoraggiamento del prefetto, che ha ritenuto opportuno incontrare le scuole e quindi rivolgersi alle nuove generazioni animate dal valore della legalità e della giustizia sociale contro il ricatto e l'oppressione criminale. Peraltro domani, 27 gennaio, si celebra in tutta Italia il Giorno della Memoria, che rievoca l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Numerose sono le iniziative organizzate anche in provincia, soprattutto nelle scuole, e la Prefettura di Agrigento ha anticipato la ricorrenza del Giorno della Memoria incontrando gli studenti di Castrofilippo presso la scuola elementare Don Bosco. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto Francesca Ferrandino e i commissari che dirigono Castrofilippo dopo lo scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa. La Ferrandino ha spiegato ai giovani l'importanza della celebrazione affinché il ricordo della barbara distruzione di massa non sia mai cancellato, soprattutto nella coscienza delle nuove generazioni, affinché ogni genere di persecuzione razziale ed etnica non si ripeta più nel corso della storia dell'uomo. Si inizia da Castrofilippo un percorso non solo per ricordare, ma un percorso di grande responsabilità. Io oggi sono venuta a Castrofilippo, andrò in altre 6 scuole, ma ho voluto cominciare da Castrofilippo perché il Giorno della Memoria non deve e non può essere una giornata di mera e formale celebrazione, ma deve essere una giornata in cui il mondo degli adulti si deve prendere la responsabilità di consegnare ai ragazzi il dovere della testimonianza. Quindi una grandissima... noi abbiamo la necessità di continuare a ricordare, ma di continuare a ricordare in sostanza e non in forma. Umanamente cosa le lascia dentro questa giornata? È un grande impegno. Le domande dei ragazzi, le domande che i ragazzi ci hanno fatto oggi costituiscono veramente un inizio di un lavoro. Una lezione particolare del prefetto di Agrigento nella sua scuola, ma come nasce questa iniziativa e quali obiettivi si prefigge? L'iniziativa è nata direttamente dalle sue eccellenze il prefetto, che vuole proprio partecipare all'iniziativa della Shoah e penso che non poteva scegliere il momento più adatto per fare questa sua visita. La Shoah noi sappiamo che ci serve per non dimenticare tutto quello che è accaduto, anche per le future memorie. In conclusione della giornata avete regalato un oggetto importante, significativo al prefetto di Agrigento. Sì, era un piccolo oggetto, un piccolo omaggio. Abbiamo preferito un lavoro fatto dai nostri alunni. Una piccola scatola con il decoupage, al cui interno c'è un'immagine di Anna Frank con una frase di Anna Frank, perché quello che si scrive è quello che resta con il cuore, quello che ha fatto un po' Anna. Nelle sue pagine del diario c'è un po' tutta la sua vita e anche forse quelle speranze che nel campo di concentramento di Auschwitz si sono fermate lì. Quando noi scriviamo qualcosa un po' tramandiamo ai nostri posteri quello che siamo noi. E noi abbiamo voluto dare questo segno alla Sua Eccellenza Ferrandino, che la scuola vuole fare questo, far capire ai ragazzi come l'istruzione sia importante, come il saper decodificare il nostro pensiero è importante per farci conoscere e farci accettare dagli altri.